Arte di Terre, un evento dedicato all'eccellenza e alla genuinità dei prodotti orticoli nostrani. La degustazione, tenutasi alla trattoria al Ponte di Lusia in provincia di Rovigo, era incentrata su 3 eccellenze venete: l'insalata di Lusia IGP, il radicchio di Chioggia IGP e l'aglio bianco polesano DOP. Obiettivo della serata quello di valorizzare questi prodotti attraverso l'associazione tra arte e cucina. Le opere dell'artista Marco Lazzarato, infatti, sono state accostate ai piatti dello chef Enrico Rizzato. Ci piace pensare che il consumatore deve vedere il prodotto che noi produciamo come un quadro dove si trasmette tutta la passione dell'artista. Noi siamo degli artisti dei nostri prodotti, quindi da questo viene tutta la nostra passione, tutto il nostro know-how che abbiamo avuto nel tempo, negli anni dei nostri genitori, e che adesso vogliamo trasmettere sotto un altro aspetto, dove andiamo ad aggiungere tutta la tecnologia e comunque la sostenibilità che si può dare a un prodotto di questo tipo. Qui siamo accostati all'Adice, quindi l'ambiente rivierasco all'Adice, un ambiente sabbioso che viene dalle inondazioni che c'è stata dell'Adice nel 1800, e di conseguenza da qui, non potendo produrre altri prodotti, si è iniziato con le orticole. Ci sono delle grosse novità adesso, come si può vedere anche in questa manifestazione. Noi ci stiamo proponendo con una vendita di prodotto a pezzo, proprio perché ormai si deve arrivare sulla tavola del consumatore proprio col marchio, perché il consumatore deve sapere cosa compra e come è coltivato e tutta la storia di questo. Ecco quello che si dice arte. Arte ormai è produrre in una maniera che il consumatore può identificare. Un viaggio emozionale tra bello e buono, che mira a valorizzare la qualità delle nostre migliori produzioni. All'evento erano presenti i rappresentanti di Apo Veneto, organizzazione produttori orticoli del Veneto, che produce e commercializza oltre 40.000 tonnellate di prodotti con qualità certificata ogni anno. L'insalata di Lusia, in particolare, è uno di questi. Noi siamo qua a rappresentare l'insalata di Lusia IGP perché noi crediamo in questo prodotto. La nostra organizzazione nasce come operatore commerciale dei prodotti orticoli di Lusia, però sempre di più bisogna progettare il percorso dalla produzione fino alla vendita, quindi offrire al consumatore un prodotto che risponda alle sue esigenze, sia in termini di servizio ma anche di contenuti del prodotto, e per noi questo vuol dire partire dal seme fino ad arrivare al banco del supermercato e dare tutto quello che necessita questa filiera, e l'organizzazione produttori ha questo ruolo e noi come Apo Veneto lo svolgiamo egregiamente con tante persone che in questo territorio ci aiutano. Come si coniuga l'agricoltura con la sostenibilità ambientale? Noi dobbiamo essere coscienti che il consumatore italiano, ma anche il territorio italiano stesso, è in grado di offrire prodotti di alta qualità, e per alta qualità intendo non solo buoni, gustosi, ma anche che provengono da territori il cui ambiente è stato tutelato adeguatamente, perché questo il consumatore ha bisogno. E noi come Apo Veneto siamo impegnati in prima linea a difendere il nostro territorio, perché il prodotto di qualità derivi da territori di qualità, e l'insalata di Lusia è un esempio particolare di questa cosa. Le portate servite durante la serata consistevano in versioni originali e accostamenti inediti dei prodotti, che lo chef ha saputo valorizzare al meglio rispettando la filosofia alla base della sua cucina. Nella nostra cucina cerchiamo di valorizzare prima del prodotto il produttore, quindi cerchiamo di valorizzare i nostri produttori, quindi nella zona di Lusia, ecco, poi insomma si cerca di rispettare al massimo il prodotto. In questo caso nella serata abbiamo valorizzato molto l'insalata. Cerchiamo di puntare molto più sul gusto, ecco, che sull'estetica, quindi piatti sinceri, schietti, diretti, quindi quello che dichiariamo nel piatto è quello che si ritrova in bocca, ecco, senza tanti fronzoli, senza tante magie, ecco, non abbiamo segreti, quindi
una cosa molto semplice, molto diretta, ecco. È stato molto apprezzato il piatto degli spaghetti con l'aglio polesano. Esatto, infatti quando sono venuti a dirmelo è stata per me una soddisfazione, perché comunque è un piatto in cui credo molto, è un piatto che anche a chi non piace l'aglio può piacere. Questo è un lavoro un po' lungo, perché l'aglio viene un po' alleggerito, viene fatto bollire prima, quindi gli si toglie quella parte un po' pesante, quindi diventa dolce, ecco, abbinato col pesce come questa sera, gli abbiamo dato un po' di sapidità, è molto gradevole, ecco, una cosa che di solito tutti sono un po' restii, un po' più... In questo caso abbiamo cercato di valorizzarla, ecco. Quindi qui il rispetto del prodotto e rispettiamo soprattutto anche il produttore, ecco, cerchiamo di aiutarlo nella valorizzazione, insomma. La cena si è svolta all'interno della grande sala alla Trattoria al Ponte, dove è stato possibile degustare gli accostamenti osservando le opere di Marco Lazzarato, artista e docente dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna. L'artista ci ha spiegato in che modo arte e cibo si incontrano. Si sposano nel momento in cui le opere sono frutto di un'idea e quest'idea sovrintende alla produzione di ciò che poi, scusate il gioco lungo, ma produrrà il cibo e il materiale per il cibo. Oggi l'obiettivo ambizioso è quello di varare una nuova parola che costituisca la piattaforma di comunicazione del sistema Lusia. Questa parola è arte, intesa però nel senso classico ed etimologico di abilità nel portare a buon fine ciò di cui ci si occupa. E questo quindi comprende ovviamente l'arte della poetica che io rappresento, quindi l'opera, il quadro per capirci in senso stretto, ma apre la strada poi all'arte della coltivazione e porta all'arte della politica. Durante la conferenza che ha preceduto la degustazione, il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Castiglione ha parlato di sostenibilità, valore chiave nella produzione di qualità e motore per la valorizzazione del territorio e delle eccellenze agroalimentari. Quando parliamo di sostenibilità, certamente al centro mettiamo la sostenibilità ambientale, quindi un prodotto che deve essere di grandissima qualità, però quando parliamo di sostenibilità parliamo anche di sostenibilità economica, una redditività, non sfugge a nessuno quale sia l'impatto economico dell'insalata di Lusia e soprattutto della IGP dell'insalata di Lusia, quindi aver costituito una IGP che è l'unica in Europa insalata che ha un marchio IGP. E poi quando parliamo di sostenibilità parliamo anche di sostenibilità sociale, quindi di un grande patrimonio umano di esperienze e un grande patrimonio professionale, e quindi la sostenibilità nell'accezione più vasta per noi oggi significa andare anche a incrociare la politica comunitaria, incrociare gli obiettivi che il governo nazionale si è dato. Quando parliamo di IGP e quando parliamo di insalata di Lusia parliamo anche della valorizzazione del territorio, quindi l'eccellenza della produzione agricola legata anche alla valorizzazione del territorio. Un viaggio emozionale e culturale attraverso le eccellenze del nostro territorio, che ha unito arte e cucina, a dimostrazione che esistono innumerevoli modi per valorizzare i prodotti unici coltivati nella nostra regione. La sfida risiede ora nella comunicazione.